Lei è un sostenitore dell'autonomia. Certamente, ma è un diritto talmente semplice che lo capisce anche un bambino. Lapidario Piero Piotto, bassanese doc, ex internato nella Seconda Guerra Mondiale nei campi di concentramento tedeschi. Il prossimo 31 dicembre compie un secolo di vita. Dire che non li dimostra è dir poco. E fuori dalla sua abitazione sventola la bandiera del Veneto, che questo arzillo quasi centenario ci mostra con orgoglio dal terrazzo della sua casa. Adesso è un po' parecchio strappata, è da buttare via, ma la bandiera di battaglia deve essere in queste condizioni. La battaglia a cui si riferisce Piotto è quella per l'autonomia del Veneto, cui quel 22 ottobre 2017 il 98% dei veneti diede totale appoggio. E secondo lei si riuscirà ad arrivare a questa autonomia del Veneto? Ma dipende dall'onestà di chi arriva al potere. Se sono onesti deve arrivare e dovrebbe arrivare anche presto, perché è un diritto che ha ciascuno italiano, che non occorre che abbia fatto la guerra, che abbia fatto la prigionia. È un diritto di un cittadino. Parlando di autonomia, al governatore Zaia, che lui non intende assolutamente mollare la presa, che si sente di dire? È che è nel suo diritto. Lei appoggia in pieno quello che sta facendo Zaia? Completamente sì. Con questo nuovo governo giallo-rosso, secondo lei si potrà arrivare all'autonomia? Ma se c'è qualche miracolo potrebbe anche avvenire, ma ci vuole un miracolo secondo me. Le previsioni che io vedo nella mia ignoranza, non c'è nessuna speranza. È una battaglia che lei si sente di appoggiare in pieno? Ma certamente abbiamo fatto tante battaglie sbagliate, ma questa è perfetta. Non si può più andare avanti a raccontare le storielle.